Abbiamo mantenuto l'esperienza, ma abbiamo anche inserito delle innovazioni. 13 nomi per la sanità veneta del futuro. Il presidente della regione Alberto Stefani ha firmato i decreti di nomina dei nuovi direttori generali delle ULSS, delle aziende ospedaliere di Padova e Verona, dello IOV e di Azienda Zero, mantenendo l'impegno di compiere questo passaggio entro il 28 febbraio, così da evitare commissariamenti. Ho scelto quelli con i risultati più alti e ci tenevo a fare questa scelta. So che magari su questo possono esserci visioni diverse, ma secondo me meritocrazia, capacità di conoscere i territori, capacità di innovare devono rappresentare i criteri su cui un presidente sceglie. E dunque, a parte Giuseppe Dalben, che lascia Padova ma rimane commissario dell'ULSS 1 Dolomiti fino al 30 giugno, nomi e destinazioni sono stati rivoluzionati. Nuovo direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana è Giancarlo Bizzarri, mantovano di nascita e montebellunese d'adozione, uno dei 3 esterni visto che proviene dall'azienda Tutela Salute Liguria. Massimo Zuin va a prendere la guida dell'ULSS 3 Serenissima, di cui è già stato direttore dei servizi sociosanitari. All'ULSS 4 Veneto Orientale, dopo la parentesi all'ULSS 7 Pedemontana, torna Carlo Bramezza, mentre l'uscente Mauro Filippi, primo infermiere a essere posto ai vertici di un'azienda sanitaria, va a dirigere l'ULSS 5 Polesana. A capo dell'ULSS 6 Euganea, Patrizia Benini, che lascia Verona per Padova. Giovanni Carretta, padovano, fino ad oggi direttore sanitario dell'ULSS 3 Serenissima, è invece il nuovo DG dell'ULSS 7 Pedemontana. Altro nome nuovo nel giro delle nomine, Peter Assenberg, nato a Stoccolma, destinato all'ULSS 8 Berica, già direttore dell'azienda sanitaria di Bergamo Ovest. L'ex DG dell'ULSS 5 Polesana, Pietro Girardi, ritorna invece all'ULSS 9 Scaligera. Fin qui le ULSS. All'azienda ospedale Università di Padova va l'ex DG dell'ULSS Euganea, Paolo Fortuna. A quella di Verona il terzo professionista arrivato da fuori i confini veneti, dalla Liguria, Paolo Petralia, dove è stato anche direttore generale dell'Istituto Gaslini di Genova. Allo IOV ritorna Patrizia Simionato, ex DG dell'ULSS Vicentina, mentre assume il ruolo di direttore dell'Azienda Zero Paolo Fattori, dirigente dell'area sanità e sociale della Regione Veneto. Ognuno ha avuto un'ULSS diversa, questo ci tenevo a farlo anche perché è giusto che ci sia un ricambio e una rotazione. Per me è fondamentale questo, funziona così in politica, deve funzionare così anche nella sanità. Credo che il Presidente abbia varato una squadra di assoluta eccellenza, perché quei candidati che sono stati nominati direttori avevano ottenuto le votazioni migliori, votazioni di eccellenza superlativa da parte della Commissione, e quindi questo ci permette adesso di guardare al prossimo futuro con grande speranza. Una cosa ci tengo a dirla, voglio che facciano tutti squadra, ci deve essere una squadra unica, perché esperienze diverse possono portare approcci diversi, ma gli approcci migliori vanno condivisi, le buone pratiche vanno condivise. Se si lavora in squadra si trovano le soluzioni sotto questo punto di vista. Sanità di prossimità imperativo fondante in una società che invecchia, con Stefani che prende atto del ruolo della sanità privata. Noi però siamo qui per difendere la sanità pubblica il più possibile. È innovazione la parola che il presidente del Veneto usa più frequentemente parlando di aspettative e obiettivi. Implementare la tecnologia, la telemedicina al servizio dei cittadini. È fondamentale proseguire il percorso per il fascicolo sanitario elettronico, per rendere interoperabili i dati di tutte le ULSS. Questa è una grande sfida che abbiamo davanti. Le ULSS devono saper dialogare, avere dei sistemi unici, informatici e digitali per garantire anche una migliore organizzazione della sanità.